Attesa per la serata, è passata come previsto tra le 21 e le 22 di ieri la piena del Bacchiglione a Padova, innalzando il livello del fiume ma senza provocare danni, nemmeno nelle aree golenali della Paltana, notoriamente le più basse della città e quelle più a rischio, che sono state costantemente monitorate dalla Protezione Civile. Il fiume a Volta Barozzo ha superato gli 11 metri al limite del primo livello di guardia, 3 metri a Ponte San Nicolò e 4 a Bovolenta, rientrati anche i livelli del Muson dei Sassi nell'Alta Padovana. Le opere hanno tutelato il territorio, ha detto il presidente della provincia, Sergio Giordani. Ha detto bene, c'è qualche problema, uso dei sassi, Bacchiglione, ma problemi di allerta, devo dire grazie alla protezione civile sia per quanto riguarda quelle comuni di Padova sia per quanto riguarda la provincia, perché hanno monitorato in continuazione anche di notte, per cui sono stati molto bravi, però Padova ha retto in maniera tranquilla, grazie anche ai lavori che sono stati fatti dalla regione, dalla provincia e dal comune, per cui abbiamo passato questa paura. La protezione civile comunque continuerà il monitoraggio degli argini in previsione dell'acqua che sta ancora scendendo dalla montagna. Per tutta la notte la protezione civile ha monitorato anche l'Adige, dove nelle prime ore del giorno è transitata la piena Boara Pisani ed Anguillara Veneta. L'allerta comunque rimane per le piogge previste in serata.